Eccoci con la prima edizione di Antena 3 Nord-Est che segue l'edizione straordinaria in diretta dalle 9:45 insieme per seguire l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Siamo a Venezia, in Corte d'Appello, diversi gli interventi che si sono succeduti, l'ultimo, quello che abbiamo lasciato e che riprenderemo tra pochissimo, quello del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, un momento saliente della mattinata quando ha preso parola il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e tutti i magistrati presenti in Corte d'Appello hanno scelto di uscire per poi rientrare alla fine della relazione del sottosegretario. L'allarme lanciato da più parti in questa mattinata legato alla polemiche nei confronti della riforma della giustizia, ma anche una sostanziale carenza di organico sia del personale amministrativo sia degli uffici dei giudici di pace, da qui l'attacco al nuovo Tribunale della Pedemontana che è stato annunciato dalla stessa politica poco meno di un mese fa. Torniamo in Corte d'Appello ancora in diretta per seguire le battute finali di questa inaugurazione. Non sbaglio, nel primo mese di questo 2025 scarso, altre 9 hanno fatto la stessa scelta. Come tutti sappiamo, l'ultimo trimestre dello scorso anno su questo argomento ha dominato un termine, un verbo, che è il verbo respirare, declinato in modo un po' diverso da un rappresentante del governo e da chi rappresenta l'unità nazionale. Ora, io non riesco a provare intima gioia nel non lasciar respirare qualcuno. Nemmeno chi è stato condannato all'ergastolo perché riconosciuto autore di delitti efferati. Ma soprattutto, esercitando questa professione, userei molta più cautela nelle scelte lessicali. In altri termini, non avrei mai abbinato alla situazione carceraria il verbo respirare. Perché vedete, il documento intitolato Focus suicidi in carcere anno 2024, predisposto dal Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale, aggiornato al 23 settembre del 2024, contava 69 suicidi, di cui 3 per soffocamento e 66 per impiccamento. Il dizionario italiano definisce il soffocamento l'impedimento della respirazione da varie cause che determina mancanza d'aria e di ossigeno. L'impiccamento, invece, asfissia meccanica determinata dall'impedimento alla respirazione. E allora, ripeto, un po' di cautela nell'uso dei termini non guasta. Così come lo stesso verbo, declinato in maniera diversa, deve far comprendere ciò che i detenuti, ma anche gli agenti della polizia penitenziaria e tutte le persone che si occupano di carcere hanno diritto ad avere. Devono poter respirare a pieni polmoni un'aria colma di speranze, di progetti per quanto riguarda i detenuti, per la vita che trascorreranno dopo aver pagato il proprio debito con la società, ma dopo averlo pagato in contesti decorosi, adeguati, idonei a far uscire dal carcere persone migliori di quelle che ci sono entrate,
in contesti in cui l'unica privazione sia quella della libertà, che è prevista per legge, e non certo quella della dignità. Un ultimo argomento. Media e processo penale, se volessi dare un titolo. Lo scorso anno Venezia è stata sede di un processo che ha avuto un considerevole risalto mediatico, ma non è questo che mi interessa. A me interessa il contorno. A me interessa ciò che avviene attorno a un processo penale. Mi interessa la pubblicazione di atti procedimentali di nessun interesse probatorio, ma, scusate il termine, pruriginosi e idonei a suscitare le peggiori pulsioni. Io mi chiedo quale interesse processuale o informativo ha la pubblicazione di un colloquio tra un ragazzo reo confesso di un omicidio orrendo e il di lui padre, colloquio avvenuto all'indomani dell'arresto e avvenuto in carcere in un momento in cui quel ragazzo dall'amministrazione penitenziaria era ritenuto a rischio suicidio. Io credo che nessun interesse vi fosse. E allora, anche se, diciamo, non è compito mio, io credo che al padre dell'imputato Turetta vadano porte delle scuse. E sempre con riferimento a quel procedimento, io mi chiedo dove siamo arrivati, se la difesa tecnica di un imputato, svolta da un collega che con le proprie scelte processuali ha evitato ai familiari della vittima di ripercorrere in dibattimento lo stazio provato, debba essere giudicata al di fuori del processo così violentemente da indurre qualcuno ad inviare proiettili ai difensori, con ciò ancora una volta identificando il difensore con l'imputato, o meglio ancora con il reato. E ancora, come ricordava il signor Procuratore Generale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha aperto e quasi concluso un'indagine su presunte condotte corruttive all'interno del Comune. Bene, prima ancora che i difensori di quegli indagati che erano stati attinti da ordinanza di custodia cautelare potessero avere accesso agli atti depositati, ecco che in allegato a un quotidiano locale viene venduta una pubblicazione che contiene una ricostruzione assai precisa di ciò che avrebbe scoperto e acquisito la Procura della Repubblica. Ovviamente senza contraddittorio, per la semplice ragione che i difensori non conoscevano ancora quei documenti. Allora consentitemi di dare una nota di leggerezza. Questa inaccettabile divulgazione di atti di indagine può comportare una criticità per il Ministero, perché vedete, la copia di un quotidiano, pur tenendo conto dell'aumento per il supplemento, continua ad essere molto più economico dei diritti di copia che noi avvocati e i nostri clienti siamo costretti a pagare per avere accesso a quei medesimi documenti. E allora non vorrei che il bilancio del Ministero fosse intaccato da ulteriori iniziative di questo genere. Questo discorso, e mi avvio alla conclusione, non può che riguardare in generale lo stato di salute dell'avvocatura, che non è uno stato di buona salute, perché questa professione non è più allettante e non ha più il prestigio
di qualche decennio fa. Il Foro di Venezia negli ultimi 2 anni ha perso circa 60 avvocati e avvocate, anzi, per la verità, ha un saldo negativo di 60 colleghe e colleghi. Ora, io mi rendo conto che il periodo in considerazione è coestensivo al mio periodo di carica come Presidente, ma purtroppo non è solo colpa mia, magari. La colpa è che questa professione, bellissima secondo me, è difficile, è cambiata, sta cambiando e cambierà. Io credo che il nostro impegno debba essere nel senso di farla cambiare in meglio. L'informatizzazione dei strumenti informatici, l'intelligenza artificiale vanno gestiti, non vanno imposti, vanno preparati con un'adeguata formazione e informazioni per gli avvocati e per gli altri operatori del settore giustizia. La giustizia si occupa dei diritti dei cittadini e noi, avvocati, siamo coloro i quali hanno l'onere e l'onore di tutelarli, ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di poterlo fare. Il Consiglio Nazionale Forense sta predisponendo, con la collaborazione di tutta l'avvocatura istituzionale e associativa, una bozza di riforma dell'ordinamento forense che tenga conto di quanto è cambiata la professione dal 2012, ultima riforma, ad oggi. Noi possiamo fare questo in un'ottica di leale collaborazione anche propositiva. Il resto spetta al Governo e al Parlamento. E io spero che l'anno 2025 sia portatore di un cambiamento di rotta sul punto, perché sono convinto che sia ora davvero che, se si vuole fornire ai cittadini un servizio giustizia adeguato alla modernità, si ascolti anche la voce di chi quotidianamente non solo subisce un disservizio giustizia, ma ha anche l'incombente di cercare di spiegarne il perché ai propri assistiti. Grazie. Grazie Avvocato Bortoluzzi. Mi sono stati rappresentati da alcuni dei nostri ospiti impegni istituzionali ulteriori, quindi procediamo adesso alla formale dichiarazione di apertura dell'anno giudiziario, poi ci sarà una piccola sospensione per consentire a chi ha impegni istituzionali di tornare agli stessi e poi proseguiremo con l'udienza della Corte con gli interventi delle varie associazioni per concludere comunque entro le ore 13. Della Corte d'Appello voglia dichiarare aperto nel distretto Veneto il nuovo anno giudiziario 2025. Dichiaro aperto l'anno giudiziario 2025 per il distretto di Venezia. Allora rientriamo in studio, questa è l'immagine finale di questa lunga diretta iniziata alle 9:45, si apre ufficialmente l'anno giudiziario non senza polemiche, i magistrati che escono dall'aula mentre prende parola il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Parallelamente accadeva
La stessa cosa anche a Napoli, mentre prendeva parola il ministro Carlo Nordio. Tante le polemiche, ma in qualche modo chi ci ha seguito fin dall'inizio l'avrà capito. Il tema è quello della carenza di organico, gli uffici di pace in emergenza con ritardi a Belluno fino a 3 anni per poter avere come dire, una forma di conciliazione e aver risolto i casi, e poi ci sono gli 8 magistrati che mancano. C'è la denuncia di Tommaso Bortoluzzi, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, che ha citato anche, lo ricorderete, il caso di quando fu pubblicato il colloquio che si tenne tra Filippo Turetta e il padre in carcere a Montorio. Ci fu questa pubblicazione, Bortoluzzi che dice dobbiamo chiedere scusa al padre di Filippo Turetta, e poi c'è tutto il tema ovviamente della carenza di organico e tante questioni di cui ci occuperemo anche questa sera nei nostri notiziari, provando in qualche modo a fare una sorta di riassunto di questa mattinata importante, mattinata in cui è stato attaccato in qualche modo anche l'annuncio dell'apertura del Tribunale della Pedemontana Veneta, perché in mancanza ovviamente di personale amministrativo, avvocati e magistrati, parrebbe quasi impossibile immaginare l'apertura di un nuovo ufficio giudiziario. Lasciamo per ora da parte un attimo l'inaugurazione dell'anno giudiziario, torneremo poi a collegarci con il nostro Filippo Fois per avere il punto della situazione, ma partiamo con tutte le altre notizie che riguardano il nostro Veneto, e la prima ci porta nel Vicentino. Siamo a Sarego, per noi c'è il nostro Daniele Garbin. Non è il primo incendio che c'è stato in Veneto tra la mattina e la notte appena trascorsa, ma in questo caso un incendio grave e una ragazza che ha cercato di salvarsi lanciandosi dalla finestra. Allora Daniele, ti vediamo collegato in compagnia della sindaca di Sarego. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Si conferma proprio alle nostre spalle il condominio degli anni 70 che è stato proprio il protagonista la notte scorsa, il pomeriggio, di questo incendio scaturito, sembra, da un cortocircuito dell'impianto elettrico, come la sindaca Jessica Giacomello. Buongiorno a tutti. E l'assessore alla protezione civile Federico Negro. Buongiorno a tutti. Ecco, diciamo subito che è stato un grande lavoro, soprattutto si è mobilitata proprio tutta la comunità del comune proprio per riuscire a dare risposte nella notte ai residenti. Ricordiamo che è un condominio con 12 appartamenti, ma è anche un problema riuscire a quantificare il numero di persone che alloggiavano, soprattutto stranieri, soprattutto donne e minori, ragazzini, che si sono improvvisamente trovati il fumo e le fiamme che li hanno costretti proprio anche a uscire sui balconi che vedete, da dove i vigili del fuoco li hanno raggiunti con le autoscale, li hanno salvati. Insomma, al momento poi per fortuna poteva avere conseguenze ben più gravi. Sindaco, come è andata? Diciamo appunto come dice lei, che potevamo avere una disgrazia non quantificabile. Il problema è che appunto in questi appartamenti ci sono dei residenti, ma talvolta la promiscuità delle case la fa da padrone, quindi all'interno ci sono 4-5 letti e in tanti appartamenti ce ne sono anche molti di più. Si va a esulare quello che è il regolamento urbano, praticamente di edilizia privata. E qua in queste circostanze fa difficile capire quante persone effettivamente vengano ospitate se non vengono poi comunicati i dati ai comuni o alle forze dell'ordine. Ecco, voi ieri in qualche modo siete arrivati, anche avete preso atto della situazione, è vero, anche con l'assessore è stato necessario subito una gara di solidarietà, perché una risposta era impossibile non darla. Avete trovato qui fuori famiglie e bambini, com'è andata anche per lei? Certo, allora ieri sera ci siamo presentati qui in loco con il sindaco e assieme alle forze dell'ordine abbiamo fatto una veloce conta degli sfollati che non avevano abitazione, e in tempo zero praticamente abbiamo allestito assieme alla parrocchia dei locali, e assieme alla protezione civile ci siamo adoperati per racimolare delle brandine in maniera da far passare la notte a queste persone, insomma. Quante sono indicativamente? Una decina, circa una decina. E soprattutto adesso cosa succederà? Voi al momento avete fatto un riparo, però ovviamente è una situazione... Ecco. Certo, questa mattina mi sono coordinato anche con il presidente del gruppo di protezione civile, il quale terrà monitorata anche la situazione assieme al parroco,
quindi nei prossimi giorni vedremo anche come si evolverà la situazione nella palazzina e al più breve possibile penso che insomma rientreranno nelle loro case. Ecco, proprio diciamo che questa era una struttura vecchia, c'è anche un problema di ripristino dell'immobile, come vi muoverete? Ci siamo già interessati con delle aziende del territorio, insomma, per cercare di ripristinare sia il lato edile che il lato elettrico, proprio in senso stretto del termine. Non sarà una cosa immediata, quindi non si potrà oggi per domani poter ridare tutta la corrente elettrica agli appartamenti. Ci stiamo impegnando per recuperare tutti i proprietari degli appartamenti, infatti, per cercare di far fare loro squadra. Sono appartamenti privati, noi ci mettiamo del nostro, però anche loro dovranno fare ovviamente la loro parte. Ecco, allora intanto vi auguro buon lavoro da entrambi, mi pare prossimamente insomma noi seguiremo la vicenda, ecco per il momento almeno da Meleno è tutto, restituisco la linea. Grazie al nostro Daniele Garbine. Sempre in tema di incendi, noi ci dobbiamo spostare a Santa Lucia di Piave, usiamo l'articolo appena pubblicato dal Treviso Today, quotidiano online, un passeggino in fiamme nel Vano Scala, evacuati 6 appartamenti, notte di paura in via Boldana, Santa Lucia di Piave. I vigili del fuoco hanno evacuato una palazzina dove un passeggino era stato dato alle fiamme, sul posto anche i carabinieri, perché si sospetta che all'origine del rogo ci siano dissidi tra i residenti. Dunque sono stati evacuati 6 appartamenti e le fiamme sono partite appunto, come avete sentito, da un passeggino che era posizionato nel Vano Scale. Andiamo avanti con la cronaca. Tra pochissimo ci collegheremo con il nostro Christian Arboit, perché in questo momento, mentre vi stiamo parlando, la Lega, il Carroccio, sta raccogliendo delle firme per chiedere ai cittadini se vogliano o meno un governatore della Lega per le prossime regionali, quindi un'azione di peso dei militanti del Carroccio, e saremo in compagnia dell'assessore Riccardo Barbisani e del sindaco di Treviso Mario Conte. Parallelamente saremo a Padova con il nostro Federico Fusetti per la notizia dell'incidente sul lavoro di ieri sera, ma intanto proprio da Padova partiamo con il nuovo caso di spaccio scoperto alle cucine popolari. Siamo proprio vicino alla stazione. Controlli antidroga della polizia in zona stazione a Padova. Il bilancio è l'arresto di un marocchino irregolare di 45 anni che spacciava hashish nascondendosi all'interno delle cucine popolari per evitare i controlli. In manette anche un nigeriano 35enne, irregolare in Italia, già noto alle forze dell'ordine, che attendeva i clienti sotto i portici di via Tommaseo. Ad Abano Terme, invece, arrestato un italiano di 50 anni, disoccupato, per spaccio di cocaina e detenzione ai fini di spaccio di oltre 100 pastiglie di ecstasy e anfetamine. Il marocchino è stato sorpreso mentre si nascondeva all'interno delle cucine popolari di via Tommaseo, sperando di riuscire a sfuggire ai controlli della polizia, confondendosi tra chi ogni giorno fruisce dei pasti di quella struttura. Gli agenti hanno notato il magrebino sostare a lungo all'interno dell'androne delle cucine, senza mai mettersi in fila con gli altri per ricevere il pasto. Sembrava attendere qualcuno e in effetti ogni volta chi tra le decine di giovani che tutte le mattine percorrono quella via gli faceva un cenno con la mano, lui usciva e i due si allontanavano per pochi minuti verso Piazzale Stazione. Subito dopo il marocchino tornava da solo all'interno dei locali delle cucine. A ripetersi della scena più volte osservata, i poliziotti sono intervenuti non appena hanno visto lo scambio tra il marocchino e un 27enne che gli ha consegnato 15 euro in cambio di 3 grammi di hashish. Il cliente ha tentato di scappare per evitare il controllo, ma è stato subito bloccato da 2 poliziotti contro cui ha reagito spintonandoli e scalciando, prima di essere fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Allora, pronti ad andare sulle mura? A Treviso siamo al Varco Manzoni. Per noi, come detto, c'è il nostro Christian Arboit. Il tema è quello della politica, l'azione muscolare, così come è stata definita da Forza Italia, dei militanti del Carroccio, e oggi è il momento della tanto annunciata raccolta firme. Allora, Christian, ti vediamo anche la bandiera con il leone di San Marco e dietro la bandiera diversi esponenti della politica trevigiana, nonché il sindaco. Buongiorno. La magistratura, si è un fatto di civiltà.
Buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Tommaso Migotta, che adesso ti inquadra questa bandiera, che non a caso è la bandiera della Liga Veneta, perché da oggi parte una mobilitazione politica che sta già facendo rumore, con cui la Lega chiede ai suoi militanti, ma non solo ai suoi militanti, che cosa chiede? Vorrei che fosse Riccardo Barbisano, vice segretario regionale della Lega, a dire. Sì, chiediamo ai cittadini del Veneto che firmino per sostenere la proposta, che sia un candidato della Lega a guidare la coalizione di centrodestra che andrà a governare il Veneto. Questo per completare il percorso dell'autonomia, che mai come oggi ha bisogno di un momento di propulsione per portare a terra quelle che sono il dettato costituzionale, quindi la maggiore autonomia per i territori, e perché il prossimo futuro sarà quello del federalismo fiscale, e vogliamo che, come è successo per l'autonomia, sia ancora un uomo della Lega, sia ancora un governatore del Veneto della Lega ad essere il detonatore di queste riforme importanti e fondamentali per il Veneto, ma per tutta l'Italia. Quindi di fatto voi state sottoponendo al popolo veneto, ai vostri militanti, le risultanze del Consiglio federale della scorsa settimana. Noi vogliamo che quello che viene deciso, certo, all'interno delle stanze sia anche avvalorato dalle firme di decine, centinaia, migliaia di persone. Abbiamo raccolto quasi 10.000 firme per questa sottoscrizione in questa mattinata di gazebo. Abbiamo 150 gazebo in tutto il Veneto, da Portogruaro a Valeggio sul Mincio, e continueremo con questa mobilitazione anche per il prossimo fine settimana e quello dopo ancora. Allora, sentiamo, e poi ovviamente andiamo anche da Mario Conte, al termine di una settimana particolarmente complessa. Sentiamo le parole di Alberto Stefani, che sono state pronunciate questa mattina più o meno alle 10:30 a Noale, perché il segretario regionale della Lega Stefani si trovava a Noale. Tra l'altro Stefani, che aveva preannunciato proprio alla nostra emittente martedì sera a Ring questa raccolta firme. Stefani. Siamo consapevoli di una forza amministrativa importante, credo che non ci sia nessun altro partito, forse in nessun'altra regione d'Italia, che ha un patrimonio di amministratori così importante come il nostro. Saremmo in grado idealmente di fare 7-8 liste soltanto con gli amministratori che abbiamo, senza contare i consiglieri uscenti. Sinceramente pensiamo che questo debba essere assolutamente valorizzato nel tavolo del centrodestra. Noi oggi raccogliamo le firme anche per questo. La lista Zaia serve? Serve una compagine molto forte. La lista Zaia è una lista che ha una sua storia ormai anche in regione, che ha un consenso trasversale, crediamo sia un patrimonio importante anche per questo movimento politico. In ogni caso Zaia è un presidente della Lega, faremo le valutazioni insieme, siamo una squadra unita, tra l'altro possiamo dire oggi più che mai, e credo che questo sia oggettivo, andremo avanti ancora più forti, ancora più convinti, ancora più uniti. Questa raccolta firme non implica nessun astio nei confronti di Fratelli d'Italia o di Forza Italia, non c'è da parte nostra alcun clima di conflittualità, semplicemente quello di portare la voce dei Veneti. Veneto e i Veneti, che è il nome di questa raccolta firme, significa proprio questo, che il Veneto appartiene ai Veneti e noi vogliamo ascoltare la loro voce. Se qui ci dicessero che vogliono un candidato di Fratelli d'Italia, noi faremmo ovviamente tesoro di quello che dicono. Sappiamo in questi giorni di averli ascoltati, di aver ricevuto ovviamente risposte diverse, e capiremo con questa raccolta firme quanto questa strategia e questa linea che abbiamo adottato sarà poi confermata dal mandato popolare. Noi siamo qui per confrontarci con i veneti. Dice due cose principalmente Alberto Stefani. La prima: abbiamo una potenza di fuoco come Lega tale da presentare sul tavolo delle regionali fino a 7-8 liste. Prima cosa. Seconda cosa: non c'è nessun astio nei confronti di Fratelli d'Italia e Forza Italia. È davvero così, anche perché siamo al termine di una settimana particolarmente complessa, soprattutto qui a Treviso, con il sindaco Conte che per certi versi è finito un po' nel mirino. Questa è l'impressione soprattutto da parte di Fratelli d'Italia. C'è stato un chiarimento con Carlo Nordio, con il ministro trevigiano alla giustizia. Pace fatta, sindaco. Ma in realtà
non abbiamo nemmeno mai litigato, questa è la verità. C'è stata una riflessione del ministro Nordio come quelle che ognuno di noi fa, non è più la città di una volta, e posso anche capirlo perché effettivamente è così, è una città che cambia pelle, cambia nelle opportunità positive e cambia anche talvolta su qualche criticità che oggi sono legate soprattutto, come poi ha ben sottolineato il ministro Nordio, a una presenza di extracomunitari nel nostro tessuto sociale troppo importante e quindi un mancato processo di integrazione che non riguarda la città di Treviso ma che riguarda il paese Italia, anzi Treviso, con i dati ufficiali analizzati insieme al ministro Piantedosi, rimane saldamente una delle città più sicure a livello nazionale. Noi vogliamo lavorare anche sulla percezione, noi pretendiamo che i nostri cittadini si sentano anche sicuri, non soltanto una sicurezza reale, e quindi dobbiamo lavorare con grande impegno, chiedendo un incremento di forze dell'ordine, investimenti, però voglio dire, nessun problema con il ministro Nordio, ci siamo sentiti, tra l'altro stiamo lavorando insieme proprio per riscrivere il quadro normativo che dia strumenti più efficaci proprio alle forze dell'ordine, quindi certezza della pena, e per me la questione è assolutamente chiusa, quindi condivido quanto ha detto dal segretario Stefani. Tra l'altro la nostra partita, quella di oggi, non è contro nessuno ma è per la Lega e per i veneti. Però resta il fatto che se non ci sarà una convergenza del centrodestra su un nome della Lega, la Lega correrà da sola, con più liste, ma correrà da sola, perché questo è il tema. No, il nostro tema cruciale è dare continuità a un modello amministrativo che oggi è incarnato dal presidente Zaia, che è virtuoso. Lo dicono non soltanto i militanti della Lega, lo dicono tutti quei cittadini che attraverso il voto democratico hanno dato la fiducia al presidente Zaia, con maggioranze anche bulgare, lo dicono i sondaggi che vedono il presidente Zaia come il presidente più amato a livello nazionale. Sulla base di questo, sulla base di questa qualità amministrativa, noi vogliamo assolutamente dare continuità. Barbisana, poi ritorno a Mario Conte, ma questa raccolta di firme è una prova di forza alla fine o no? Ma guardi, nessuna prova di forza, perché noi oggi abbiamo avuto grande successo, ma in realtà ce lo aspettavamo, nel senso che la Lega è abituata anche a stare in mezzo alla gente, a stare nelle strade, nelle piazze del Veneto, e quello che noi abbiamo detto ci dicevamo al nostro interno, abbiamo detto in Consiglio federale che squadra che vince non si cambia, oggi ne abbiamo trovato una conferma, la conferma che ci aspettavamo oggi è avvenuta dall'affollamento dei nostri gazebo in tutto il Veneto. Stanno votando anche tanti non militanti. Beh sì, perché abbiamo raccolto quasi 10.000 firme in questa mattina, e considerando che gli iscritti alla Lega sono 11.000 e non tutti hanno firmato e avranno tempo anche nei prossimi weekend, sicuramente io ho visto avvicinarsi molte persone che non sono iscritte. Il referendum al nostro interno era già fatto, questo è per i cittadini, ma magari anche per le persone che non votano o che votano solo se c'è una persona nella quale si riconoscono. Questo è successo nel caso del presidente Zaia, e questo tipo di attaccamento con le persone noi vogliamo continuare ad avere. Quindi comunque è un importante test. Mario Conte, si parla tanto di questa lista dei sindaci, una lista collegata alla lista Zaia e alla lista della Lega, il famoso tridente. Non è una novità nella storia politica del Veneto, ma è chiaro che se ne parla. Poi avete sentito Stefani, siamo pronti ad arrivare anche a 7-8 liste. Insomma, questa lista dei sindaci è un'ipotesi a questo punto concreta, e lei potrebbe essere il capofila naturale. Ma noi siamo concentrati sui temi da portare avanti, perché confrontandoci anche attraverso questi gazebo con i cittadini sono molto più concentrati sulle tematiche, sulle questioni che vanno affrontate, in alcuni casi anche risolte. Poi chi saranno gli interpreti di questo schema e di questo progetto lo decideremo con grande serenità, a tempo debito. Innanzitutto dobbiamo anche capire quando si andrà a votare, perché non si capisce se nel 25 o nel 26, e è dirimente questa cosa. Quindi oggi non ci affanniamo a correre dietro i nomi, ma ci preoccupiamo molto di costruire un programma che sia credibile, realizzabile, che possa dar continuità al mandato amministrativo del presidente Zaia. Detto questo, siamo tutti impegnati in prima linea per portare avanti questo impegno. Grazie Mario Conte, grazie Riccardo Barbisana, grazie a tutti i militanti della Lega, c'è anche l'assessore Zampese, e per il momento è tutto, ma solo per il momento, capisci Anna, è proprio una giornata di mobilitazione politica e andrà avanti
avanti anche nei prossimi fine settimana. Per il momento da Varco Manzoni è tutto, con Tommaso Migotta ti restituisco la linea. Grazie Cristian, so che in contemporanea i colleghi di Padova stanno intervistando il coordinatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, ma dobbiamo andare subito invece dalla nostra Vanessa Banzato. Siamo nel Bassanese a Rossano Veneto per denunciare un raid vandalico. Vanessa, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno a te Anna. È già proprio un raid vandalico, tra l'altro l'ennesimo nello stesso punto, proprio qui a Rossano Veneto. Ci troviamo nel parco sul retro di Villa Caffo e con me l'assessore alla sicurezza Paolo Trentin. Chiedo ad Alessandro Costacurta di inquadrare quello che hanno fatto i vandali nelle scorse ore, e hanno letteralmente sradicato dal telaio in metallo queste seggioline di plastica. Molte di loro sono state rotte, non si possono più aggiustare, non si possono più riposizionare, e assessore, si diceva, non è la prima volta che succede proprio qui. No, purtroppo non è la prima volta, da quando sono io assessore è la terza. In effetti le prime 2 volte siamo riusciti a individuare 2 gruppi distinti di ragazzi, 2 gruppi diversi, però non avendo la prova resina, diciamo la prova dell'atto compiuto, sono stati accompagnati dai genitori, dalle rispettive famiglie e fatto le constatazioni del caso, insomma, ecco, però non avendo nulla in mano siamo rimasti esatto. Ecco, adesso invece hanno davvero, adesso chiamiamoli soliti ignoti, perché al momento restano ancora tali, hanno davvero fatto un danno importante, perché più di 30 le seggioline sono state sradicate. Sì, 30 seggioline, oltre alle altre che saranno state in totale altre 20, credo 25. Io adesso ho dato a disposizione al nostro ufficio lavori pubblici di far rimuovere tutte le seggioline, le stoccheremo nel magazzino comunale, e quando ci sarà necessità per eventuali manifestazioni che svolgiamo d'estate, verranno ripristinate e poi ritolte un'altra volta. Lei parlava delle telecamere che sono posizionate e che potrebbero aver ripreso tutto quello che hanno combinato queste persone. Sì, la differenza tra quest'estate e adesso è che quest'estate le foglie hanno impedito di inquadrare alla perfezione il fatto. Adesso autunno le foglie non ci sono, il nostro comando ha già scaricato tutti i file necessari, le sta visionando, ci vorrà un po' di tempo perché non abbiamo un orario, non abbiamo un giorno, sicché il tempo tecnico per visionare tutte le immagini, e dovremo riuscire a risalire. Anzi, io vorrei fare un appello a questo punto, chiedere a questi ragazzi qua responsabili di presentarsi al comando di polizia locale, di fare ammenda, magari accompagnati da genitori, perché se le cose sono come l'altra volta, sono minorenni, in modo tale da assumersi un attimo la loro responsabilità. Certo è che fa rabbia questa cosa, anche perché lei dice a Rossano Veneto di opportunità sportive ce ne sono e tante. No, Rossano ha un'offerta sportiva di tutto rispetto. I giovani, tutti i giovani se vogliono possono aderire alle nostre associazioni, ma anche a gruppi di volontariato. Abbiamo qualcosa come 15-16 associazioni di volontariato, cioè se un giovane vuol fare ce n'è possibilità. Fa male sentire, specie da qualche adulto, giustificare in qualche modo questi atti attribuendo la responsabilità anche alle amministrazioni, dicendo che non ci sono luoghi adatti ai ragazzi. Ecco, un atto così non credo che sia la persona che, se gli offri un tavolo da ping pong o un calcetto, vi viene a giocare a calcetto. Un danno così lo fa chi ha intenzione di farlo. Anche perché se non ci fossero davvero questi spazi, se io ho voglia di fare sport, vengo qua e mi faccio una partita di pallone. Indubbiamente, esattamente proprio così. Ecco, si diceva l'ultima cosa, anche un appello che si vuol fare anche a chi invece di rivolgersi direttamente a forze dell'ordine o organi competenti scrive sui social. Sì, allora, social o pseudotali, perché ho qualche dubbio in merito. Allora, io personalmente ho saputo di questo
fatto da Facebook, il nostro comando non sapeva nulla. Invito la popolazione a contattare il comando di polizia nostro, oppure magari anche il numero, certo, ce l'hanno in tanti, anche il mio o del sindaco o di qualche assessore o consigliere, in modo tale da avere le informazioni dirette e poterci muovere tempestivamente. Su Facebook non è un qualcosa di pubblico, cioè di un ente pubblico, di ufficiale, è appunto una piattaforma dove io personalmente non è che sono tenuto a informarmi su Facebook, ecco questo. Quindi insomma intanto si lanciano questi due appelli agli autori di andarsi a costituire e a evitare, ecco, di scrivere sui social, ma rivolgersi direttamente agli organi competenti, chissà davvero che si riesca a risalire e a capire chi ha provocato questo danno importante per l'intera comunità di Rossano. E da Rossano Veneto è tutto. Anna, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa, in diretta da Rossano. Il tema è molto ampio e ne discuteremo tra pochissimo, pochi secondi di pubblicità e poi con una dirigente scolastica per parlare di giovani generazioni, del ruolo della scuola, del ruolo delle istituzioni. A tra pochissimo. Eccoci, ben ritrovati. Prima edizione rigorosamente in diretta. Vi presento l'ospite che ci ha raggiunto in studio, Angela Ferraro, dirigente dell'Istituto 5, Coletti Treviso. Buongiorno, grazie. Grazie per essere qui con noi, un ospite d'eccezione per provare a fare un ragionamento su anche i casi di cronaca che stiamo vedendo quotidianamente. Allora, dottoressa, io partirei proprio da quello che abbiamo appena visto, questo atto di vandalismo, potrebbero essere minorenni, compiuto a Rossano Veneto, che in qualche modo fa il paio con tutte le notizie che stiamo dando. L'ultima è quella di ieri, dove un ragazzino di 15 anni è stato rapinato del giubbotto mentre aspettava la corriera in stazione. È stato accerchiato e gli hanno detto: dammi la giacca. Era una giacca semplicemente, insomma, costosa. E ecco, che cosa succede secondo lei? Intanto episodi di questo tipo, no? Il furto, la rapina di un giubbotto piuttosto che di un paio di scarpe da ginnastica, come è già accaduto, succedono? Sono casi isolati? Allora, posso fare adesso un'analisi, diciamo, un po' più sociale che rispetto a quello che succede nelle mie scuole, perché nel caso della mia scuola si è notato un cambiamento, nel senso che gli episodi sono in drastica diminuzione, per fortuna, e se volete poi vi racconto come mai e cosa abbiamo fatto. Qual è una pseudo ricetta, il tentativo di una ricetta per contenere questo fenomeno, ma il fenomeno sociale esiste, è un problema ovviamente presente su scala nazionale. Diciamo che il bullismo, questo modo di, questo linguaggio tra giovani c'è sempre stato, la scazzottata piuttosto che la presa in giro c'è sempre stata, ma adesso assume dei connotati peculiari tipici di questo tempo, uno con l'aggiunta di quello strumento diabolico che in questo caso diventa il telefonino, ovvero la ripresa, lo scherno moltiplicato all'ennesima potenza di qualcosa che accade, si aggiunge l'uso di droghe chimiche che insomma si stanno sviluppando in maniera pericolosissima anche a livello internazionale, di cui non si parla forse a sufficienza, e poi si aggiunge una specie di creazione tra i giovani di una cultura alternativa, una cultura suburbana, dove loro creano un gruppo, funzionano con ruoli, iniziano a muoversi in un territorio creando e suscitando paura, ma si sentono coesi al loro interno, per cui se uno dialoga o gli è capitato di dialogare con un ragazzino che poteva o può far parte di una gang, baby gang, banda, come la volete definire, del genere, lui è convinto che loro sono suoi amici, quindi c'è un meccanismo di lealtà per cui non si può tradire un amico denunciandolo, sganciandosi, eccetera. Quindi ci sono dei legami all'interno del gruppo, è una sorta di cultura suburbana che si sta creando e che bisogna affrontare. Possiamo chiamarlo branco? Sì, certo, branco. Allora, lei diceva gli scherni, certi episodi di bullismo in realtà non sono nuovi, ci sono sempre stati. Oggi però stiamo arrivando alle rapine. Allora io chiedo ai colleghi di mandare in onda se possiamo preparare il servizio del quindicenne rapinato in centro che abbiamo realizzato ieri, perché all'interno di questo servizio, dottoressa, raccogliamo le dichiarazioni di chi lavora quindi nella zona della stazione e parla proprio di questi gruppetti di ragazzi
che si sentono importanti, si sentono onnipotenti e possono modulare la loro azione dalla semplice minaccia fino al vero e proprio reato. Allora guardiamo insieme il servizio, poi lo commentiamo. La rapina in centro. Stanno qua, di solito stanno qua in giro per la stazione, a volte sembrano delle solite ragazzate, mentre a volte si va oltre e purtroppo succedono spiacevoli incidenti. Mercoledì alle 13 l'ennesimo episodio in cui uno di questi ragazzini è andato oltre. Un quindicenne fermo alla banchina numero 4 è stato rapinato da un coetaneo che gli ha intimato di togliersi il giubbotto e consegnarglielo, una giacca marca Supply. Il malcapitato ha obbedito per paura di ritorsioni ed è tornato a casa senza giubbotto. Il giorno dopo la denuncia. Un episodio fotocopia quello avvenuto solo lo scorso 10 gennaio quando un 14enne è stato derubato dell'iPhone. Per quella rapina sono stati identificati e denunciati 3 minorenni. Uno di loro è il 16enne che ha aggredito i controllori MOM e derubato un giovane delle cuffiette in piazza Pio X. I carabinieri del nucleo operativo di Treviso stanno indagando per capire se l'episodio di mercoledì possa essere collegato alla stessa persona. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Tra i testimoni degli episodi, che pare si siano moltiplicati nell'ultimo anno, ci sono Oscar e Michele del Caffè DM, rilevato solo nel 2023. Abbiamo un'invasione di ragazzini solitamente minorenni che si prendono moltissime libertà. E questa cosa va a nostro discapito perché le persone che vorremmo invece attrarre, i nostri consumatori abituali, sono un pochino più restii a frequentarci, di conseguenza lo fanno ma molto meno spesso di prima. Il calo di fatturato nell'ultimo anno è stato evidente. Passeggiare in centro il sabato pomeriggio o la domenica non è più piacevole come prima e questo non lo possiamo negare ed è una cosa che viviamo ogni weekend. Ci sono i militari a presidiare la stazione delle Corriere, ma la calca attorno alle banchine MOM è impressionante all'ora di punta. Dal DM aperto 7 giorni su 7 emerge un contesto variegato ma a tratti difficile. Molti sono senza regole, molti. I controlli ci sono. Ciao ragazzi, cosa si può fare? Si può dire ai genitori di educarli meglio? Diciamo ai genitori di educarli meglio? Ciao, ma ci vorrebbe proprio un minimo di senso di civiltà. Formazione ai ragazzi e a qualcuno che non è più ragazzo, magari ai genitori di ragazzi. Potrebbe essere una buona idea. Allora, dottoressa Ferraro, genitori tirati in ballo più e più volte e poi la dichiarazione, si prendono moltissime libertà. Vede questo scenario anche a scuola? No, ovviamente non c'è lo stesso scenario a scuola perché per fortuna all'interno dell'istituzione c'è un contenitore istituzionale che deve reggere. Quando regge si riescono a fare delle cose all'interno. Vado a più livelli del ragionamento. Si prendono libertà ma loro si sentono, lei diceva, la sensazione di onnipotenza glielo dà il gruppo, la sensazione di sentirsi qualcuno e quindi ricavarsi un'identità all'interno di un gruppo e di una tristezza infinita, nel senso che comunque è il connotato, è la cifra di una fragilità immensa di questa generazione che tenta di sentirsi un qualcuno all'interno di un gruppo, umiliando, bullizzando, maltrattando l'altro e anche compiendo reati. Senta, anche il possesso di un giubbotto piuttosto che un paio di scarpe da ginnastica. Non credo sia il punto il giubbotto piuttosto che la scarpa, anche se sentire qualcuno questo. È lo strumento dell'ebbrezza dell'avere, l'illusione di avere potere sull'altro e poi però può esserci anche una sorta di racket di giro di soldi, probabilmente anche per comprarsi la droga. Quindi è possibile che io compro il giubbino, rubo il giubbino di marca, scusate, l'inconscio esiste. Di quello che sarebbe dovuto essere. Esatto. Rubo il giubbino di marca per rivenderlo, rubo il paio di scarpe al ragazzo o disabile o più fragile o semplicemente solo, perché si trova da solo a camminare, quindi in inferiorità numerica, per rivendermelo. Sia per esercitare potere, l'ebbrezza che loro sentono in quel momento di sentire di avere un potere su una piazza, su una via, su un gruppo e sentirsi gruppo è quello su cui agire. Cosa può fare la scuola, dottoressa? Quello che facciamo già, cioè la scuola deve essere preservata come istituzione perché è una delle poche istituzioni che ancora regge, è un'istituzione educativa, va difesa a tutti i costi. E che cosa rappresenta? Un contenitore, cioè secondo me la ricetta migliore è creare dei contenitori molto solidi, molto fermi,
anche a volte rigidi nelle regole, ma all'interno dei quali si possono innestare progetti, opportunità, recuperi, qualsiasi iniziativa pedagogica, psicologica e sociale, ma deve essere fatta all'interno di un contenitore solido, perché altrimenti le maglie troppo larghe creano dei varchi in cui si innestano queste cose. Solido quando non lo è la famiglia, possiamo immaginare che non sempre la famiglia riesca ad essere un contenitore così solido. Sì, assolutamente, ma la società non lo è più, una società completamente un po' liquefatta nei punti di riferimento e nei valori di riferimento, in cui tutto è uguale a nulla. Loro crescono con dei punti di riferimento un po' poco certi, poco fermi, resi fragili, e quindi la scuola ancora regge e fa del suo meglio. Per cui anche per esempio nel momento dello strumento del disciplinare, quando mi è capitato, perché chiaramente quando sono arrivata qui ho trovato una certa situazione, e quindi lo strumento del disciplinare è diventato più duro, non c'è niente di male, esiste la questione disciplinare, esiste la disciplina e deve reggere, ma quel momento duro è un'occasione per i ragazzi per fare un'operazione semplice che i ragazzi che si prendono le libertà nel bar non fanno: assumersi la responsabilità di quello che fanno. E l'assunzione di responsabilità permette un processo di consapevolezza, altrimenti io non sono mai consapevole di quello che sto facendo. Quando parla di disciplinare parla di voto in condotta, no. Cos'è esattamente? Chiariamo, giusto perché magari i telespettatori non hanno contezza. No. Nelle scuole esiste un regolamento d'istituto ed esiste uno strumento che si chiama procedimento disciplinare, che si mette in atto nel momento in cui c'è un alunno che compie dei fatti come degli insulti, delle ingiurie, delle minacce o una rissa. Succede che il dirigente scolastico avvii questo procedimento e di solito il primo atto è convocare l'alunno e le famiglie, e lì chiaramente c'è una visione delle cose, c'è il genitore che si rende conto e non avalla il comportamento del figlio, e già lì si recupera immediatamente la faccenda, perché il ragazzo ha l'opportunità di come dire, mettere in campo l'assunzione di responsabilità, la consapevolezza di quello che ho fatto e il comportamento riparativo. Ma quando il genitore è contro la scuola e avalla il comportamento del figlio perché non è stato lui, è colpa di qualcun altro, c'è l'attribuzione sempre all'esterno, sono i docenti, ce l'hanno con lui, gli altri ragazzi, quel ragazzo non avrà mai l'opportunità di assumersi la responsabilità di quello che fa. Succede? Certo, mi è successo, e quindi ho potuto vedere vari esiti e prosegui di questa situazione. Noi però abbiamo, come tutte le scuole, i disciplinari delle scuole sono occasioni rieducative, quindi per esempio nel nostro caso abbiamo una convenzione con una cooperativa sociale in cui i ragazzi che hanno avuto, per fortuna quest'anno ancora nessuno, in sospensione, vanno per qualche giorno, aiutano i ragazzi svantaggiati o con disabilità, e quello è l'opportunità che hanno per rendersi conto che c'è qualcuno meno fortunato. Come avete fatto con le assicurazioni? Perché è uno dei temi, si riesce a gestire anche con la burocrazia, quindi è una cosa che si può fare. Si può fare, le scuole lo fanno. Allora i ragazzi vanno in cooperativa? Vanno in cooperativa, sono coperti dall'assicurazione tramite la convenzione, il centro del volontariato, che è il terzo tra la scuola e la cooperativa, e in quei giorni fanno lavori socialmente utili. Si possono fare tante di queste cose, e loro hanno l'occasione di provare una cosa sconosciuta anche agli adulti, che si chiama empatia. E che ha avuto qualche restituzione in merito ai casi, insomma? Sì, assolutamente. Oltretutto gli operatori della cooperativa, mentre c'era un ragazzo in sospensione, questo 2 anni fa e l'anno scorso, mi mandavano i video, c'era il momento in cui dialogavano col ragazzo, quindi oltre a lavorare aveva il momento della consapevolezza, quindi c'è questo legame tra la nostra scuola, ma immagino anche le altre scuole, e le cooperative, le associazioni con cui collaboriamo, che ci permette di poter fare delle cose, quindi c'è un recupero e il contenitore regge. Un altro progetto, ci ha parlato di sport, dietro le quinte parlavamo di calcio, che cosa intende? Allora noi, insomma, io ho scelto già 2 anni fa di cercare di far virare la mia scuola verso una curvatura sportiva, credendo che uno degli strumenti, non il solo,
solo naturalmente, ma uno degli strumenti per agire sui ragazzi sia in termini di prevenzione che di lotta al bullismo fosse lo sport, e sta funzionando. Noi pratichiamo da 2 anni discipline sportive. L'anno scorso abbiamo iniziato una cosa, diciamo, che non si vede spesso nelle scuole, che è la difesa personale, specie per le ragazze. Quest'anno replicheremo, e da poco si è avviata una collaborazione con 2 società calcistiche di Treviso, la Treviso Calcio e l'Indomita 21, con cui partirà un laboratorio di calcio nel campo di calcio vicino alla scuola media, e verrà messo in palio dalla società anche l'opportunità di avere 2 abbonamenti per la prossima stagione, però è collegato al discorso del comportamento per il ragazzo sportivo, che però avrà il voto in condotta più elevato. Adesso svilupperemo meglio. Quindi diciamo c'è un dialogo tra la scuola e le associazioni che collaborano con noi, ma con un unico intento: sempre cercare di dare opportunità educative ai ragazzi e prevenire il bullismo. Senta, tutto questo è molto interessante. Il corso di difesa personale avviene in orario scolastico? No, extrascolastico, quindi i ragazzi devono stare a scuola il pomeriggio, che è uno dei motivi, insomma, più li teniamo a scuola, meno possibilità hanno di stare per strada, e ci sono tantissimi laboratori da noi. E poi c'è un progetto pure, che è un progetto a cui tengo moltissimo e che nasce anche lì per amplificare l'empatia dei ragazzi, perché l'unico mezzo, oltre alla parte disciplinare, è quello di suscitare in loro l'empatia e di stimolargli l'intelligenza emotiva. E la peer education, uno strumento antichissimo in realtà, nasce nell'800, è un progetto molto nuovo che abbiamo iniziato l'anno scorso grazie all'illuminato presidente di allora del Rotary Club Treviso, che ha voluto, che mi ha ascoltato, e devo dire poi il club ha accettato questa mia iniziativa e mi ha finanziato queste borse di studio per dei ragazzi che lavorano tutto l'anno affiancando i ragazzi più fragili. Cioè, in termini di autostima, di senso di autoefficacia e di valore sociale anche a tutti gli altri compagni che osservano, l'affiancamento di un compagno a un proprio pari è la più grande forma di lotta al bullismo che possa esistere, perché tu stai facendo l'operazione esattamente opposta: non ti umilio, ti aiuto. C'è il tema un po', prima si dialogava, legato alle istituzioni. Vorrei commentare con lei la notizia che abbiamo ascoltato prima, per cui certe cose, certi fatti vengono denunciati via social e non si va dalle autorità competenti. Cosa sta succedendo? Allora, la sfiducia delle istituzioni è un gravissimo danno sociale. Le istituzioni devono reggere, bisogna avere rispetto per le istituzioni tutte. Devo dire, io non vedo, almeno nella mia realtà, una mancanza di rispetto. Tutte quelle che sono mancanze di rispetto sono contenibili. C'è una collaborazione anche con le forze dell'ordine molto stretta, devo dire la verità. La polizia locale, i carabinieri rispondono alle nostre chiamate per varie questioni anche preventive, incontri di formazione. L'anno scorso abbiamo cercato di parlare ai ragazzi, grazie anche alla polizia di Stato, per esempio, dei reati cyber. Cioè loro non sanno come possono incorrere sui social anche in reati o in fuga di informazioni. Quindi si cerca di fare veramente, la scuola può essere un perno tra le varie istituzioni. Senta, l'istituto numero 5 insiste su quei quartieri che storicamente sono stati definiti quartieri difficili su Treviso, quindi Santabona, San Liberale, ma è ancora così? Perché noi oggi la cronaca la diamo in centro a Treviso, quindi ci aiuta a capire cosa è successo, se qualcosa è successo. Allora, la mia testimonianza diretta di chi, una come me, sta tutti i giorni su quei quartieri, e le mie scuole sono 9 plessi, insistono su quei quartieri: San Liberale, Santabona, Monigo, San Paolo. Io ho sviluppato un grande senso di appartenenza, pur non essendo del luogo, a quei quartieri, perché sì, è vero, l'anno scorso e 2 anni fa succedevano delle cose anche per strada maggiori, quest'anno molto meno, poi spero che non siano le ultime parole famose, però molto meno, sia a scuola che all'esterno. Hanno traslocato i bulli o molto meno, ma questo è anche per il discorso che facevo prima. C'è una grande presenza, sì è vero, sono quartieri difficili, ma c'è una ricchezza sociale di associazioni volontarie che io non ho mai visto in nessuna parte d'Italia. Quindi stanno proliferando proprio in quei quartieri? Sì, c'è un grande legame sociale. Se c'è, adesso un episodio di cui non posso approfondire per ragioni di privacy, però per esempio è capitato che un'alunna venisse a mancare un genitore.
ok? E il padre non si trovava immediatamente nelle disponibilità italiane. Ora si è sollecitata una macchina sociale di ex maestre piuttosto che di volontarie, piuttosto che in qualche modo fanno rete. Noi abbiamo una rete che funziona tra associazioni, persone in pensione, cooperativa sociale e devo dire anche gli assessorati del comune che collaborano con noi sono molto presenti, quindi c'è una rete e le maglie sono strette, non sono larghe e quindi funziona come contenitore. Senti, l'ultima battuta, non posso fare una domanda sulle iscrizioni, ci sono le iscrizioni aperte, c'è stato questo slittamento tra l'altro dall'8 di gennaio al 21, teme la denatalità, teme il calo di iscrizioni e quindi anche la possibilità che ci siano accorpamenti? Beh, nell'immediato è impossibile oggi per oggi, però che la denatalità è un dato di fatto. È un dato di fatto, punto, va accettato. Adesso vediamo l'evolversi dei numeri e delle varie posizionamenti nei vari territori della città. Quindi è solo una questione di organizzazione. Sì, è una questione di organizzazione, ma il trend è segnato. Allora, dottoressa, andiamo in pubblicità. Grazie per essere stata con noi. C'è un messaggio che lei vuole lanciare se ci dovessero essere dei genitori in ascolto di ragazzi che stanno frequentando le scuole? I genitori devono fare come fanno alcuni dei miei genitori, ad esempio la mia Presidente del Consiglio d'istituto è una mamma. Grazie a lei 2 ore fa si è realizzata una bellissima iniziativa a favore dei bambini. I genitori devono collaborare con la scuola, dobbiamo lavorare in maniera concorde, non devono porsi in maniera oppositiva, perché se vanno ad attaccare i docenti e la scuola fanno un danno ai loro allievi e devo dire ci sono molti genitori collaborativi, bisogna che lo siano sempre di più. Grazie ad Angela Ferraro per essere stata con noi, ovviamente buon lavoro, speriamo che insomma le iscrizioni siano tante in generale, diciamo, no? Perché vorrebbe dire che proviamo a invertire la tendenza per questa denatalità che stiamo denunciando. Allora, grazie per essere stata con noi. Prima di andare in pubblicità vi facciamo vedere un servizio, sono le interviste che abbiamo raccolto tra i ragazzi proprio all'indomani insomma della rapina che c'è stata in centro a Treviso. Allora, ascoltate le parole dei ragazzi e poi andiamo in pubblicità. Tra le banchine della stazione delle Corriere, le fermate di Corso del Popolo, seduti sulla muretta, sugli scalini di Viale Cadorna, una nuvola di adolescenti attende l'autobus come ogni giorno per tornare a casa. Tra di loro la notizia dell'ennesima rapina ai danni di un ragazzino si è diffusa presto. L'hanno minacciato di consegnargli la giacca perché ovviamente l'avrebbero picchiato in caso contrario. Ti è mai capitato? No, personalmente no, però ho visto altri che hanno subito questa cosa, quindi sì, sempre in questa zona comunque, soprattutto in stazione. Mi hanno raccontato dei miei, ragazzi che vengono a scuola con me, persone che comunque sono anche loro preoccupate di questa situazione qua. In pochi minuti troviamo diverse conferme, tutti sono ragazzi minorenni che viaggiano sui mezzi pubblici. Ho conoscenze purtroppo che subiscono queste cose. Cos'è che succede esattamente? Si avvicinano, magari tipo, non so, semplici domande, mi fai provare il giubbotto ad esempio, e rischi sempre o di prendere botte perché ormai sia così. Cosa cercano? Ma cercano soldi, cercano cose che possono magari rivendere o anche piccole cose solo per darti fastidio e per portartela via. Quindi tu sei stato testimone di un episodio del genere? Sul sottopasso un pomeriggio stavo tornando a scuola, hanno provato a prendermi il portafoglio, per fortuna ho dimostrato che il fatto che fosse vuoto. Se ne sente ovunque di queste situazioni. Cerchiamo di stare in gruppo sempre. Qualche adulto che mi ha chiesto dei soldi, anche qualche ragazzo, però... E tu cosa hai risposto? Io non gliel'ho dati perché sono estranei, non li conosco, quindi non mi fido. Ma qui in Corso del Popolo? Sì. Qua Piazza Borsa. Gruppi di ragazzi? Gruppi di ragazzi sì, devo ammettere anche un po' paura. So che è una zona un po' particolare a Treviso, però io personalmente ancora non mi è mai capitato di trovarmi insomma in situazioni pericolose o rischiose.
Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno ancora, ben ritrovati, un'edizione straordinaria partita questa mattina alle 9.45 e oggi andiamo ad approfondire tutte le notizie del nostro Veneto e siamo con, possiamo chiamarvi Mamme No Fas, ormai siete saliti agli albori della cronaca, per questo grazie per essere con noi Michela Piccoli e Giovanna Dal Lago, grazie davvero direttamente dal Vicentino. Perché? Perché c'è un nuovo presidio, c'è bisogno di tornare a gridare contro i no fas anche alla luce dell'ultimo rapporto di Greenpeace che in qualche modo va ad allargare le zone di inquinamento delle nostre acque, dell'acqua che beviamo e che esce dai nostri rubinetti. Allora io partirei da lei Michela, intanto chiedo alla regia di far vedere la locandina così diamo proprio tutti i riferimenti. Disastro Miteni, diritti rubati, 7-8 febbraio 2025. Michela, che cosa sta succedendo? Perché si torna a presidiare? Siamo in una delle fasi più importanti del processo, è la fase dibattimentale del processo che inizierà il giorno 6 ed è per questo che noi il giorno 7 saremo in piazza, perché quello che noi vogliamo è che ci sia giustizia e vogliamo mantenere alta l'attenzione perché dal 2019 che è iniziato il processo e siamo, diciamo così, nella fase più delicata e per noi cittadini più importanti. Ricordo che ci siamo costituite parti civili, siamo in 120 famiglie e più di 250 persone cittadini che hanno portato in tribunale le loro istanze. Il nostro documento è un documento solo, sono le analisi del sangue nostre e dei nostri figli, che sono i valori più alti al mondo mai riscontrati in una cittadinanza. Cosa c'è scritto sulla sua maglietta? Nella mia maglietta c'è il nome di mia figlia ed è la quantità di PFOA, che è una molecola cancerogena, dichiarata cancerogena dallo IARC proprio, ed è la quantità di questa molecola che mia figlia ha nel sangue. Il valore di riferimento, diciamo così, dovrebbe essere per 4 molecole inferiore a 4 nanogrammi. E mia figlia solo di questa molecola ha 86,9. Quindi voi avete fatto queste analisi, Giovanna, e nella sua maglietta c'è il nome di Francesca, sì, che è sua figlia allora, sì. A questo punto. Greenpeace ha fatto dei prelievi e ha analizzato, diciamo, l'estensione di questo inquinamento da FAS. Chiariamo poi che tra l'altro i FAS, che sono queste molecole, sono di diverse tipologie. Sì. Voi avete proceduto con queste analisi del sangue per portare un'evidenza, ma questa evidenza c'era davvero così bisogno? Cioè davvero ancora non è chiaro quanto nel caso del disastro Miteni i FAS stiano facendo nel nostro territorio? Beh, allora diciamo che è chiaro, più di qualche studio sta dicendo che c'è una evidenza di malattie cardiovascolari importante in rispetto ad altre zone del Veneto, ma quello che ci ha veramente fatto male e che è l'evidenza più grande, che è stato dichiarato dallo IARC, come diceva Michela, che il FOA è palesemente cancerogeno, per cui sapere che i nostri figli, noi stessi, un territorio vastissimo dichiarato zona rossa, certo, nelle province di Verona, Vicenza e Padova, tutti questi cittadini stimati a circa 800.000 persone siano inquinati, diciamo così, intossicati da questa molecola, diciamo che insomma... Chi vi sta difendendo in questo momento? Allora, alla luce di queste evidenze, chi ci sta difendendo? Questa è una bella domanda. Noi non ci sentiamo difese in questo momento. Abbiamo un avvocato, ecco, che ci sta difendendo, tre avvocati, ecco, uno studio di avvocati, che sono 3, no? Che ci sta difendendo in tribunale. Ma noi stiamo chiedendo una difesa molto più grande da parte delle istituzioni, da parte locali, regionali e anche nazionali.
direi anche a livello europeo, perché non solo Greenpeace ha messo in evidenza quanto questo inquinamento sia diffuso in Italia, ma sappiamo anche da un'altra indagine pubblicata da Le Monde che è un inquinamento diffusissimo in tutta Europa. Non credo che tutti i cittadini, ma i produttori stessi, amino avere queste molecole nel sangue, no? Anche se ci sono magari delle lobby che dicono contrarie e che dicono non fa male, non fa... Non credo che vogliamo questa cosa, nessuno, né per noi stessi, tantomeno per i nostri figli e per le generazioni future, per cui abbiamo bisogno di una protezione a 360 gradi. Giovanna ha anticipato, Michela, un progetto che ha svelato che le lobby della chimica hanno fatto una pressione molto forte per evitare il bando dei FAS, anche con argomentazioni non necessariamente scientifiche. Ci sono 46 giornalisti da tutto il mondo che si sono uniti e hanno fatto proprio questo progetto, un progetto importantissimo, un'inchiesta finita insomma nelle pagine dell'Espresso. Che cosa dice sostanzialmente questa inchiesta? Va a svelare che cosa? Va a svelare che le aziende chimiche fanno una forte pressione verso, diciamo così, l'ente europeo per le sostanze chimiche, che è l'ECA, per fare in modo che dentro il regolamento REACH, che è proprio un regolamento che regolamenta le molecole chimiche, non vengano tolti. E portano, diciamo così, anche degli studi che non sono, diciamo così, prettamente scientifici. Sappiamo che le aziende chimiche fanno anche loro degli studi, però non sono studi indipendenti, sono studi di parte alla fine. E la valenza che hanno questi studi lascia il tempo che trova. Ecco, chiaramente l'economia, la nostra economia è un'economia che da un punto di vista, diciamo così, chimico lavora molto con i FAS. Ma se noi pensiamo in maniera... Michela, la interrompo un attimo, sì, solo per ad esempio fare qualche sì, esempio. I FAS si trovano anche, voglio dire, nelle padelle, sì, antiaderenti, cioè sì, si trovano, siccome i FAS consentono di rendere i materiali estremamente resistenti, vengono altamente impiegati. Quindi, più che resistenti, cioè, impermeabili, ma hanno diverse qualità questi PFAS, però stanno già uscendo delle nuove molecole che non hanno questo impatto a livello ambientale e a livello della salute, e alcuni stati come la Norvegia, l'Olanda, la Danimarca, la Svezia stanno già facendo dei passi avanti in questo senso, per cui esistono le alternative, bisogna avere la volontà e il coraggio di metterle in atto. Se noi pensiamo che 1 chilo di PFAS costa 19 euro, ma quel chilo di PFAS lì poi alla collettività lasciano un danno intorno ai 20.000 euro, perché noi pensiamo ai danni che poi questo prodotto deve essere, diciamo così, smaltito. Per cui i danni nell'acqua, per cui nuove fonti acquedottistiche, il filtraggio dell'acqua e tutti i danni e le spese legate alla salute. Per cui con la politica e con i governi si ragiona sempre a livello economico, cioè il problema non è mai un problema di pathos, di emotività della mamma preoccupata, loro ragionano solamente a livello di soldi. Ecco, i PFAS non sono più, diciamo, neanche economicamente sostenibili, per cui le grandi aziende stanno anche comprendendo queste. Poi dobbiamo anche tenere presente che un'azienda come la Miteni di Trissi, no? Nel momento in cui ci sono i problemi, che cosa fanno queste aziende? Falliscono e lasciano alla collettività tutto quanto, tutti i costi di bonifica, smaltimento e di problemi sanitari. Per cui alla fine chi ci rimette è il governo, ma chi è il governo? Siamo noi. Siamo tutti i cittadini che con le nostre tasse dobbiamo andare a riparare i danni che fanno questi delinquenti alla fine.
Allora è importante, no, Michela, quello che lei sta dicendo, per tornare a ricordare la vostra battaglia, ma una battaglia che di fatto non è finita. Non è finita, perché siamo davvero al momento forse quello più importante. Ma al di là del caso Miteni, che cosa deve accadere anche a livello legislativo affinché queste sostanze vengano bandite? Proprio perché il PFAS, e qui stiamo parlando di FOA, quindi evidentemente rischiamo di far entrare nel calderone tutto, quando in realtà probabilmente dovrebbe esserci una legislazione che ci consente di muoverci in maniera molto chiara quando parliamo di produzione industriale. Sì. Serve una legge, anche se vogliamo dire c'è anche una legge morale, no? Dico, se ci sono degli studi fatti a livello appunto industriale delle aziende stesse che dicono, che rivelano anche i danni, perché sono state fatte queste ricerche con i topi, sappiamo, e alcune aziende hanno anche in America deciso di non produrli più. Purtroppo non basta una legge morale, sembra che non basti, serve una legge nazionale. Allora noi siamo impegnate anche su questo fronte, no? Perché venga costruita una legge nazionale che metta alla luce la pericolosità di queste molecole e che appunto per la pericolosità si prenda delle decisioni concrete, tipo una legge che monitori gli scarichi industriali, una legge che dica i limiti massimi nelle acque potabili, che noi diciamo zero ovviamente, no? Perché queste molecole sono anche bioaccumulabili, se anche c'è un solo nanogrammo questo nel tempo si accumula nel nostro corpo. E serve anche una legge che dica che molecole con le stesse caratteristiche, che un giorno potranno chiamarsi un altro nome e non FAS, ma che vengono trattate alla pari, per cui una legge specifica per i FAS, ma direi osiamo chiedere anche per tutti i tipi di molecole che hanno le stesse caratteristiche di bioaccumulabilità, non biodegradabili e resistenti nel tempo. Ecco, quindi una legge che tuteli non solo per questo aspetto, ma per un futuro, e chiediamo appunto, no, con questa giustizia anche che venga condannato il male che si viene a creare. Che non come dire, non si passi sopra, no, poi ai danni di fatto che sono stati creati su un territorio, perché è un territorio già malato, quello in cui la vostra comunità insiste, questa comunità veneta insiste. Dal punto di vista della bonifica, che cosa è stato fatto, Michela? È stato fatto gran poco. Allora, innanzitutto non possiamo parlare di bonifica, perché la bonifica è un intervento che si fa successivamente. Si deve parlare in questo momento di messa in sicurezza del sito Miteni. Che cosa significa? Che da lì, da sotto a quell'azienda, non devono più uscire neanche un nanogrammo di PFAS, cosa che non sta succedendo, anzi i valori di PFAS sono leggermente in diminuzione, ma l'azienda non è stata, diciamo così, isolata e messa in sicurezza. Quello che noi chiediamo è che al più presto vengano terminati tutti gli interventi di messa in sicurezza. Sappiamo che sono state fatte alcune cose, sappiamo che il comune di Trissino sta sorvegliando e vigilando affinché l'azienda e l'ICIG, insomma l'ICIG, la Mitsubishi e l'ENI, che sono i tre, diciamo, ex proprietari di questa azienda che negli anni si sono susseguiti, facciano in modo che da lì sotto non esca più niente. Al momento la messa in sicurezza non funziona ancora, per cui siamo veramente lontani dalla bonifica. Ecco, dal momento in cui da sotto l'azienda le molecole chimiche entrano in falda, quelle molecole chimiche lì piano piano, lentamente, a 1,2 km all'anno, arrivano e continuano a spostarsi nel, diciamo così, alla loro velocità di falda, e arrivano dappertutto.
E ricordiamoci che l'acqua non ha confini. Per da cui qui il rapporto di Greenpeace, esatto, di fatto. L'acqua continua a muoversi. Nell'agricoltura chiaramente gli agricoltori, gli allevatori prelevano l'acqua dalla falda per irrigare i campi. In alcune situazioni le prelevano dalle acque superficiali, ma in tante situazioni dall'acqua, dai pozzi, diciamo così, prelevano l'acqua per poi distribuirla sui loro campi. Ecco che in questo modo vanno a contaminare i terreni e di conseguenza vanno a contaminare anche le coltivazioni, per cui oltre ad avere acqua contaminata, acqua potabile, abbiamo anche cibo contaminato. Oggi c'è l'ultima cosa, scusa, tanto è vero che i figli degli agricoltori e degli allevatori hanno, a parità di acqua di rubinetto bevuta, una concentrazione di PFAS nel sangue che è 3 volte superiore. Senta, oggi è l'ARPA che fa le rilevazioni, no? Sono state fatte le rilevazioni con i campioni, quindi diciamo esiste un ente che fa le adeguate verifiche. Secondo voi potrebbe essere fatto qualcosa di più? Ma potrebbe essere fatto qualcosa di più, intanto si dovrebbe investire di più nei confronti di queste agenzie, perché quando cominciamo a togliere personale, a non assumere più persone, anche noi come cittadini dobbiamo pretendere che queste agenzie siano rimpolpate di personale, e gli siano dati anche gli strumenti per portare avanti indagini efficaci ed efficienti. Per cui io non mi sento di scagliarmi contro l'ARPA, perché diciamo che per me, per noi, è una nostra grande alleata. Però la Regione deve fare in modo che questa alleata lavori come si deve. Allora vi facciamo sentire che cosa ha detto Elly Schlein, segretario del Partito Democratico, arrivato ieri in Veneto, legato proprio alla dismissione della chimica, al petrolchimico di Marghera e rispetto un po' ad un piano industriale di cui avrebbe bisogno questo Paese. Vi facciamo sentire le sue parole. Marghera ha dato tanto al Paese e noi dobbiamo ritrovare una politica industriale. Il governo da questo punto di vista è molto assente, noi invece vogliamo insistere sul fatto che non possiamo accettare di avere i costi dell'energia più cari d'Europa. Non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo accettare le bollette più care d'Europa. Per le imprese, specialmente in un territorio produttivo come il Veneto, è una perdita secca di competitività rispetto alle altre imprese francesi, tedesche, spagnole. Quello che abbiamo chiesto con una proposta di legge è di lavorare su questo, ad esempio con un acquirente unico pubblico, un grande gruppo d'acquisto pubblico che riesca a trattare per abbassare immediatamente le bollette alle imprese e le famiglie. Ma c'è di più, perché il prezzo unico nazionale dell'energia in questo paese lo fa il gas, che è la fonte di energia più cara. Allora noi chiediamo, come è stato fatto in altri paesi, di scollegare il prezzo dell'energia dal prezzo del gas, perché altrimenti succede che anche chi fa rinnovabili, e bisognerebbe farne anche di più, però oggi se le vende al prezzo del gas, che è il più caro, matura dei grandi extra profitti, mentre famiglie e imprese non riescono a pagare le bollette. Quindi ci siamo occupati di questioni concrete. Noi pretendiamo che l'Europa si metta avanti, non reagisca, ma si metta avanti con una politica industriale europea basata sugli investimenti comuni europei. C'è stato dopo la pandemia il Next Generation EU, è stato un passo avanti importante ma insufficiente. Servirebbe che fosse strutturale e che quei soldi, quei 750 miliardi, si mettessero in campo ogni anno. Allora, Next Generation EU, ogni anno soldi in campo, un piano industriale. Ci sarà la politica, secondo voi, al presidio del 7-8 febbraio, Giovanna? Noi la chiediamo presente, chiediamo destra, sinistra, centro. L'acqua non ha bandiere politiche, ha bisogno di essere tutelata l'acqua e i primi a tutelarla siamo benissimo noi cittadini con i nostri ruoli e le nostre funzioni. Serve non solo parlare e dire, serve agire subito, per cui chiediamo a tutti di partecipare al presidio, perché vuol dire esserci e mettendoci la faccia anche a impegnarsi a fare qualcosa. Io mi impegno e il mio impegno e l'impegno di 1, 2, 3 fa sicuramente la differenza. Michela, lei ha detto portate le analisi. Sì, portate le analisi perché il NASEM, questa agenzia
delle scienze mediche e ingegneristiche ha detto che sopra i 20 nanogrammi la situazione di allerta e di pericolo è gravissima, allerta proprio i medici a prestare attenzione. Nel nostro territorio sotto i nanogrammi pochissime persone, e io dico portate queste analisi chimiche, dobbiamo fare capire all'opinione pubblica che la nostra situazione è una delle più gravi al mondo. Grazie, grazie a Michela Piccoli, grazie a Giovanna Dallago in rappresentanza di questo esercito incredibile, le mamme no FAS, a cui abbiamo e vogliamo da sempre dare voce anche noi. Il presidio l'abbiamo ricordato, noi siamo davvero in chiusura, grazie per essere stati in nostra compagnia oggi e lo troverete nel corso dei nostri notiziari della sera, l'apertura del nuovo anno giudiziario con la cerimonia di inaugurazione alla Corte d'Appello di Venezia, una cerimonia che non ha mancato di suscitare qualche polemica, la denuncia delle gravissime carenze di organico, la denuncia delle situazioni delle carceri e la necessità che la giustizia aiuti davvero a chi delinque di poter ricominciare da capo, di costruirsi una nuova vita, dunque di poter come dire, redimere anche i propri peccati. La denuncia da parte delle parole delle tante persone che hanno preso parte a questa cerimonia e l'uscita, ma questa lo ritroverete in tante altre cerimonie in tutta Italia, l'uscita dei magistrati quando ha preso parola in questo caso a Venezia il sottosegretario Andrea Ostellari e a Napoli invece quando ha parlato il ministro Carlo Nordio. Quindi questo e molto altro troverete nei nostri notiziari della sera. Grazie ancora alle mamme no FAS per essere state con noi. Dopo di noi nuova puntata di agricoltura, non perdetevela, e poi alle 14:30 il film Ricomincio da noi, quindi torna il grande cinema di Antenna 3 Nord-Est. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Grazie.